Nessuno nasce imparato. Il professore Amedeo Colella continua a estrarre dal suo forziere delle perle di saggezza, stavolta davvero sorprendente, perché sembrerebbe che addirittura il pesce di aprile sia nato a Napoli. Incredibile, ma vero. Sono molto curioso e spero anche voi. Forse non tutti sanno che l'abitudine di celebrare il 1° aprile facendosi scherzi e regalando dei pesci di cioccolato e marzapane o di zucchero nasce a Napoli. E beh sì, io non ci posso far nulla se Napoli è il crocevia della cultura mondiale. La versione ufficiale, a dire il vero, direbbe che si tratta di un miracolo di San Genesio di Aquileia che salvò il Papa nel 1300 estraendogli una spina dalla gola. Per questo motivo il Papa dall'anno successivo vietò di mangiare pesce il 1° aprile, ma a noi questa storia ci pare troppo melenza. La prova provata invece che il pesce d'aprile è nato a Napoli ce la riporta Salvatore Di Giacomo a inizio Novecento. Il direttore della Lucchesi Palli scrive un articolo in cui ci racconta una storia del 1600. Nel 1631 ci fu l'eruzione del Vesuvio più disastrosa dopo quella del 79 d.C. che ricoprì Pompei. Ci furono migliaia di morti. È veramente un momento difficilissimo e solo San Gennaro con la sua mano potette fermare la lava del Vesuvio che stava arrivando a Napoli. Passano i mesi, siamo al 31 marzo e il Duca di Monterrey, viceré napoletano, darà un gran ricevimento per celebrare lo scampato pericolo. Tutte le corporazioni napoletane si presenteranno al cospetto dei viceré con dei doni naturalmente, panettieri, macellai, pollai, anche pescivendoli. E si racconta che Lorenzo Gammardella, pescivendolo di Santa Lucia, gli porta appunto una cassettina di pesce. Ma il viceré non vede nella cassettina il suo pesce preferito, o marmulil, o marmul, il pesce mormora in italiano. Guagliù, ma come mai manca proprio marmulil? Dice, ma il marmolo si pesca fino a fine febbraio, ormai è troppo tardi. Voglio poche storie. Portami domani una cassetta di marmulilli, se no peggio per te. Il povero Lorenzo Gammardella girò tutta la città, tutti i mercati, tutti i colleghi pescatori, ma non ne trovò. E poi ebbe un'idea geniale. Venne esattamente qui, al convento di San Gregorio Armeno, e chiese alle suore di San Gregorio di realizzare per Lorenzo Gammardella un pesce in pasta mandorlata, un pesce in marzapane, tutto striato, perfettamente imitato a quello che era il vero pesce originale. Il giorno dopo si presenta dal viceré con questo pesce in marzapane e ovviamente temendo la reazione del re in qualche modo, ma il viceré sarà molto cordiale, farà salva la vita al nostro Lorenzo Gammardella, anzi apprezzerà lo scherzo e il tentativo del nostro pescatore di soddisfare le sue bislacche volontà. Dall'anno successivo l'aristocrazia napoletana celebrerà questo 1° aprile facendosi scherzi fra di loro e donandosi pesci in zucchero, pesci in cioccolata, pesci in marzapane. Così nasce la tradizione del 1° aprile a Napoli, perché noi non ci possiamo fare niente, guardate, se Napoli è l'ombelico culturale dell'umanità.